ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Venerdì 5 maggio, sono le 7:31 e vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà. Trovate ciò che va in onda durante la giornata, lì comodamente e facilmente potete anche rivedere ciò che è già andato in onda. Ci potete vedere anche in formato video sul sito, sulla app, sul canale 252 del digitale terrestre. Vediamo subito l'ANSA, l'agenzia ANSA, le notizie del giorno. Dopo alle 8:30, infatti sarà una rassegna stampa più corta, perché alle 8:30 avremo una mezz'ora di conversazione con Marco Ugo Bassotti su un tema, il Digital Services Act, che riguarda tutti sostanzialmente, perché riguarda le piattaforme di informazione. Ci sono nuove regole che l'Unione Europea, la Commissione, ha adottato un regolamento che entrerà in vigore a febbraio del 24, ma è già pronto, perfettamente operativo, è già legge, diciamo, che riguarda tutti coloro che usufruiscono o fanno informazione su internet. Se ne è parlato molto poco, DSA in sigla, Digital Services Act, ma rilievo su tutto ciò che viene messo in rete, quindi su tutto ciò che facciamo ormai, del quale ci nutriamo. Comunque, e di informazione si parla naturalmente, e di libertà e limiti alla libertà di informazione. Intanto il Napoli conquista il terzo scudetto, muore un giovane, spari nei festeggiamenti, scrive l'agenzia ANSA, poi Consiglio dei Ministri ad alta tensione sulle nomine, commissari per INPS e INAIL. Berlusconi sta preparando il discorso per domani, la convention di Forza Italia a Milano in via Mecenate, e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, la Banca Centrale Europea di Christine Lagarde alza i tassi dello 0,25%. L'inflazione è troppo alta. Meloni vede Haftar, uno dei RAS libici, focus sui flussi migratori verso l'Italia, e scontro a proposito di immigrazione fra Italia e Francia. Un attacco da Parigi, scrive l'agenzia ANSA, sul tema dei migranti. Il ministro francese dell'interno, Gérald Darmanin, già uomo di Sarkozy a suo tempo, ha detto che Giorgia Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia. Per rappresaglia, il vice premier e ministro degli esteri Tajani non andrà a Parigi per il previsto incontro con l'omologo ministro degli esteri francese Colonna, o Colonna per dirla all'italiana. Le offese al governo e all'Italia pronunciate dal ministro Darmanin, ha detto Tajani, sono inaccettabili. Non è questo lo spirito delle sfide europee comuni. Intervistato da RMC su alcune Radio Monte Carlo su alcune affermazioni del Rassemblement National di Marine Le Pen circa la situazione alla frontiera franco-italiana, Ventimiglia, eccetera, il ministro francese Darmanin ha sostenuto che Giorgia Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori dell'Italia, paese che conosce una gravissima crisi migratoria, ha detto il ministro dell'interno francese. La signora Meloni, che guida un governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, è incapace di risolvere i problemi migratori
per i quali è stata eletta, ha detto il ministro degli interni francese. Abbiamo ripetuto più volte che sono i Paesi membri a essere responsabili delle operazioni di soccorso e salvataggio e della designazione del porto sicuro per gli sbarchi dei migranti, ha detto in tema di immigrazione stavolta la portavoce della Commissione europea Anita Hipper, rispondendo a una domanda sulla scelta dell'Italia di far sbarcare alla Spezia i migranti soccorsi dall'organizzazione della nave Geo Barents. La nostra posizione è sempre la stessa sul salvataggio delle vite, eccetera, eccetera. Intanto il governo francese auspica di lavorare con l'Italia per far fronte alla sfida comune rappresentata dalla rapida crescita dei flussi migratori. Ha fatto sapere il Ministero degli Esteri francese intervenendo sulle affermazioni contro la premier Meloni del ministro dell'Interno francese Darmanin. Il rapporto tra la Francia e l'Italia, si legge nel comunicato francese, è basato sul reciproco rispetto fra i nostri due paesi e fra i loro dirigenti. È lo spirito del trattato del Quirinale. Permettete di ridere al soggetto che vi sta parlando, ma mi sa che state ridendo anche voi. Comunque, allarme aereo per non piangere. Naturalmente, allarme aereo a Kiev, udite esplosioni nella capitale. A proposito di ministri degli interni, il ministro dell'interno italiano, Piantedosi, ha detto che la sicurezza delle città è una massima priorità, ineccepibile. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, nubifragi ed esondazioni in Emilia-Romagna, 2 le vittime, poi un caso giudiziario che qualcuno si ricorderà, l'infermiera di Piombino, accusata di aver ammazzato 10 persone, è stata assolta per 6. Ci sarà un appello bis, un giudizio di secondo grado di nuovo, su altri 4 morti. La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'infermiera di Piombino, Livorno, Fausta Bonino, per 6 casi di morte sospetta, in corsia su 10 totali. Per altri 4 torna in secondo grado. Appello bis. E poi c'è uno dei personaggi del giorno, l'universitaria in tenda contro il caro affitti a Milano. Anche qua permettete di ridere al soggetto che vi sta parlando. Costi insostenibili, denunzia la fanciulla, che ha subito avuto l'appoggio di tutti, il sindaco, Elly Schlein, la rettrice del Politecnico. È una versione di Greta modello tenda davanti al Politecnico. La rettrice del Politecnico ha detto: i nostri studenti sono in difficoltà, sosteniamo questa battaglia. Contro il caro affitti 14.000 posti letto in più, fa sapere il Ministero, uno dei tanti. Ma torneremo su questo fenomeno della tenda davanti al Politecnico, una gretata, diciamo così, declinata su altro tema. C'è un bel pezzo stavolta di Mattia Feltri sulla Stampa che dà un suggerimento alla ragazzuola. Intanto, uccise suoceri e mise i corpi in valigie, condanna a 30 anni, la condanna inflitta a Firenze a Elona Kalescia, 39enne di origine albanese, accusata di avere ucciso i genitori dell'ex fidanzato. L'incoronazione di Carlo e Camilla. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice: siamo tornati alla normalità, ma ci sono ancora criticità per la Covid naturalmente. E andiamo a vedere alcune prime pagine di oggi. Si segnala quella del Riformista, direttore Matteo Renzi, c'è scritto sotto la testata, direttore qualcun altro, perché Matteo Renzi è il direttore editoriale, ma comunque va tutto bene, chi se ne fotte. Caso Tortora, un monito anche per oggi, è l'articolo del presidente degli avvocati penalisti Gian Domenico Cagliazza dell'Unione delle Camere Penali. Il caso Tortora non fu un errore giudiziario, un evento deprecabile ma fisiologico, fu la difesa strenua e spregiudicata di una gravissima negligenza originaria, con una tracotante prova di forza della magistratura italiana. È un monito anche per oggi. Ci sono altre vicende monito che però non se le fila quasi nessuno. Intanto, tra le prime pagine di oggi si segnala quella del Foglio, dove parla il vice di Matteo Salvini, uno dei vice segretari, vale a dire Andrea Crippa. Bisogna che la Lega in Europa cambi, scaricare l'ultradestra europea, aprire al Partito Popolare Europeo, sostenere Kiev, l'Ucraina. Parla Crippa, vice Salvini. Certo che le alleanze contano, di più le alleanze, vuoi o non vuoi, ti qualificano, spesso contro la tua intenzione, dice Andrea Crippa. C'è un tempo per ogni cosa, dice Crippa, citando niente meno che l'Ecclesiaste. E questo per noi della Lega non può essere più il tempo dell'ambiguità, non può esserlo soprattutto sulla politica internazionale. Siamo chiamati a fare delle scelte di campo precise. Per il vice segretario del Carroccio la decisione sarebbe scontata dalla parte dell'Ucraina e della NATO sul fronte orientale. E poi
bisognerebbe uscire dal gruppo di Identità e Democrazia in Europa, quello di cui parlavamo ieri con Antonio Maria Rinaldi. Bisognerebbe uscire dal gruppo Identità e Democrazia, non lo si fa? Matteo Salvini tentenna, altri intorno a lui predicano la necessità di non snaturarsi, ma comunque in Unione Europea la Lega deve cambiare, dice Crippa, vice segretario leghista. Già che siamo in prima pagina sul Foglio, l'Andreas Version di Andrea Marcenaro: come cambiano i tempi, è vero? In 5 ci si sono messi, 5 dirigenti della RAI. È il caso dei peti puzzolenti per cui è nata una storia in RAI. Non è una barzelletta, è vero. È nata una causa giudiziaria perché una giornalista ha detto: mi avete costretto a stare con questo qua che emetteva peti insostenibili nella stessa stanza. In ogni caso, come cambiano i tempi, è vero? In 5 ci si sono messi, 5 dirigenti della RAI, per nauseare e cercare di mettere con le spalle al muro la conduttrice Daria Mondini, che non voleva cambiare stanza. Entravano da lei uno dopo l'altro, talora in due, qualche volta perfino tutti insieme, e sparavano peti micidiali lasciando la povera Mondini tramortita. Da non credere, scrive Andrea Marcenaro. 5 mezze cartucce in ogni caso. Io ricordo benissimo fenomeni come Santoro, Telese, Floris, ma volendo anche la Gruber, ai quali bastava un fiato e partiva la cloaca, scrive Andrea Marcenaro in prima pagina sul Foglio. Il Dubbio, il quotidiano degli avvocati, si occupa di Nordio. Esiste ancora il ministro della giustizia, Carlo Nordio, il quale vuole separare le carriere dei magistrati. L'annunciata rivoluzione garantista, scrive il Dubbio, è davanti a un bivio. Quasi ogni giorno, in ogni sede, i vertici del Ministero di Giustizia, Nordio e il viceministro Sisto, ripetono che i motori della riforma garantista sono caldi e che si è pronti a partire entro giugno coi primi testi. Siamo alle battute finali prima di poter presentare una proposta modulare ma complessiva in Consiglio dei Ministri per la separazione delle carriere. Vedremo. Intanto bollino blu per l'artigianato è una notizia che mette in prima pagina Italia Oggi, il quotidiano di Pierluigi Magnaschi. Cosa vuol dire? La tradizione che lega i prodotti artigianali e industriali al territorio sarà tutelata con un bollino blu, l'indicazione geografica riconosciuta dall'Unione Europea come per le specialità agroalimentari. L'originalità e la tradizione che legano i prodotti artigianali e industriali al territorio d'origine saranno tutelabili attraverso l'indicazione geografica riconosciuta dall'Unione Europea come per le specialità agroalimentari. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto l'accordo sul regolamento proposto dalla Commissione a difesa della proprietà intellettuale nei settori artigianato e industria. Mentre si occupa del ministro dell'interno francese Gérald Darmanin, che parla a nome di Macron, il direttore Magnaschi nel corsivo di prima pagina su Italia Oggi, diritto e rovescio. Il ministro francese ha attaccato maldestramente il governo italiano che secondo lui non riesce a controllare l'immigrazione sulle rotte mediterranee. Macron, oltre a escludere ogni europeizzazione del problema immigratorio, critica la non accoglienza italiana, ma appena una frazione di questi immigrati si presenta a Mentone, li blocca violentemente sul treno e li rispedisce in Italia. È arrivato a farli inseguire con gli elicotteri sulle Alpi innevate. La pretestuosa guerra alla Libia per uccidere Gheddafi, che creava problemi personali di finanziamenti a Sarkozy, ha gettato nel caos questo paese, la Libia, e dissolto le strutture di controllo. Pensare che Francia e Italia avrebbero tutta la convenienza ad andare d'accordo in Europa per controbilanciare lo strapotere tedesco, ma Macron non ce la fa, per cui all'Italia fa le prediche che non può permettersi di fare alla Germania. Purtroppo per lui i francesi stanno accorgendosi che vale poco, scrive Magnaschi. Con ciò lasciamo le prime pagine, le altre prime pagine ve le do per viste perché sono tutte uguali e andiamo a vedere un argomento del quale ci siamo occupati, torneremo a occuparci, se ne occupa anche Felice Manti su Il Giornale, ovvero la questione della strage di Erba, che per noi è una questione, per me sicuramente è una questione di civiltà giuridica, perfettamente riassunta nelle argomentazioni del sostituto procuratore generale, un magistrato che una volta tanto ha detto le cose che interessano o dovrebbero interessare a tutti i cittadini, cioè la difesa della libertà e le garanzie per tutti, compresi quei due lì che sono stati condannati
con grandi dubbi, con gravi carenze e con falsità in atti e in giudizio, scrive il dottor Kuno Tarfusser, sostituto procuratore generale a Milano, che ha avuto il coraggio di chiedere la revisione del processo per Olindo Rosa. Intanto la strage diventerà una serie TV. Da mettersi le mani già nei capelli in anticipo, dopo il successo di Gomorra, la casa di produzione Cataleia e gli autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli tornano a collaborare su questo progetto. La strage di Erba. Ci sono in Italia, dicono gli autori, anzi dice Riccardo Tozzi, fondatore della casa di produzione Cataleia, ci sono in Italia casi di cronaca che, oltre a contenere un elemento di mistero, permettono di gettare una luce sugli aspetti più profondi e contraddittori della nostra società. Erba è uno di questi. Rappresenta l'incubo di chiunque abiti in un condominio. La società moderna ha preso in gran parte l'aspetto comunitario, ha perso. Siamo tutti più soli. Questa è la, diciamo, non ho voglia di avvocati penalisti, ma il giudizio su queste affermazioni ve lo lascio fare a voi che ascoltate. Di tutta questa storia, la questione è l'incubo di abitare in condominio e abbiamo perso l'aspetto comunitario, siamo tutti più soli. Partiamo bene, ma comunque andiamo alle cose serie. Felice Manti interpella un politico, uno su questi 600 membri del Parlamento ha parlato su questa storia, che ripeto non è la storia di Olindo Romano e Rosa Bazzi, è la storia che riguarda un po' tutti. Ci teniamo alla libertà e allo Stato di diritto in relazione soprattutto a due poveracci, non a Berlusconi, a Travaglio, a tutti questi nomi di prima fila, in relazione a due come noi. Era un efficace titolo di un giornale del tempo che fu. Due come noi, cittadini qualunque, ci teniamo o no alla libertà e alle garanzie e ai diritti? Lo scontro sui giornali tra Procura Generale di Milano e Procura di Como sull'eventuale revisione del processo sulla strage di Erba arriva in Parlamento, prima ancora che a Brescia, luogo deputato a decidere se rivedere la condanna all'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, scrive Il Giornale con Felice Manti stamani. Siamo a pagina 10. Ebbene, perché arriva in Parlamento prima che a Brescia? Perché ha annunciato un'interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia, finalmente, Carlo Nordio, l'ha annunciata Pierantonio Zanettin di Forza Italia, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura, che dopo aver votato in aula al Senato una riforma del Codice Rosso contro la violenza sulle donne, sta lavorando al cosiddetto sorteggio temperato a Palazzo dei Marescialli, che spezzi, dice Zanettin al giornale, il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione nel procedimento elettorale per eleggere le componenti togate del Consiglio Superiore della Magistratura di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non scelti dalla corrente maggiormente influente di turno. Era uno degli oggetti dei famosi referendum per cui si erano raccolte le firme, vi ricordate, anche da parte della Lega e dei Radicali sulla riforma della giustizia. Qui il discorso scivola sulla diatriba a mezzo stampa tra il sostituto procuratore generale di Milano, Tarfusser, e il procuratore capo facente funzioni di Como, Massimo Astori, il quale, con un durissimo comunicato, ha di fatto sconfessato il procuratore generale, dichiarandosi stupito per il provvedimento con cui Tarfusser chiede la revisione del processo e facendo infuriare i legali della coppia che adombrano un tentativo di influenzare, dice l'avvocato Fabio Schemberi, quella che può essere la decisione della Corte d'Appello di Brescia. Cosa ne pensa il senatore di Forza Italia Zanettin della richiesta di revisione? Risponde Zanettin oggi al giornale. Conosco la serietà, la grande esperienza, la competenza e la professionalità di Tarfusser da quando ero al Consiglio Superiore della Magistratura, dice il senatore azzurro Zanettin. Ritengo che i rilievi che ha sollevato debbano essere presi con la massima considerazione. Non possono essere derubricati come fossero frutto di iniziativa estemporanea o improvvida. Quanto alla Procura di Como, che ha fatto un comunicato per dire che non è d'accordo, trovo irrituale, osserva Zanettin, che alla sua iniziativa di tipo giudiziario, nell'ambito delle competenze giurisdizionali, ci sia una risposta attraverso un comunicato stampa da parte della Procura. È una difesa d'ufficio del proprio operato. I magistrati, a mio giudizio, quando ci sono iniziative giudiziarie, devono parlare con atti e non coi giornali. Chiederò di verificare con un'interrogazione al Ministro se quanto messo in essere dalla Procura di Como presenti profili di illecito disciplinare.
Il ministro Nordio deve aprire una pratica a tutela? La pratica a tutela, risponde Zanettin, si apre al Consiglio Superiore della Magistratura quando ci sono minacce o offese gravi a un magistrato che di sua iniziativa non può replicare. Ma non mi pare che nel caso in esame ne ricorrano i presupposti. Timidamente dunque ha preso la parola un primo politico, Pierantonio Zanettin di Forza Italia, senatore, sulla vicenda Erba. Gli altri tutti zitti, perché tanto la questione riguarda, ripeto, due poveracci, due come noi, chi se ne fotte. Chico Forti invece è oggetto dell'analisi di Luigi Manconi, consorte di Bianca Berlinguer, su Repubblica, pagina 19. Chico Forti, l'ergastolo dei misteri a Miami, un cavillo che impedisce il suo rientro in Italia. Chico Forti è arrestato nel 98 dopo l'omicidio a Miami di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale Forti stava acquistando il Pike's Hotel a Ibiza. Nel 2000 Forti viene condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. A dicembre del 20 l'ex ministro degli esteri Di Maio disse: Chico Forti tornerà in Italia. È ancora là. Mentre c'è un'altra vicenda giudiziaria di cui si è parlato in questi giorni, l'Euro-'ndrangheta, come titola oggi La Stampa di Torino, pagina 20, le carte dell'operazione partita dal Belgio, che ha toccato anche l'Italia ovviamente, Anversa, Rotterdam, Savona, Gioia Tauro, Milano e tante altre città, Madrid, Lisbona, Malaga, le basi della rete criminale in tutta Europa. La droga del Sud America arriva nei porti di Savona e Gioia Tauro in cambio di armi e fiumi di denaro. I criminali calabresi sono più famosi di Pablo Escobar, scrive La Stampa, che dedica 2 pagine a questa questione con un'intervista al procuratore di Düsseldorf, Julius Sterzel. La Germania è un hub, un centro strategico, da noi le cosche dell''ndrangheta fanno affari d'oro. Qui ci sono il centro logistico e i nascondigli dei ricercati. L'Italia è un esempio della lotta alla mafia. La nostra struttura centrale è ispirata alla direzione investigativa antimafia italiana, quella che volle Falcone. Alcuni arrestati sono imparentati con le vittime della strage di Duisburg nel 2007, quando la Germania scoprì di avere l''ndrangheta in casa. 6 esponenti dell''ndrina dei Pelle Vottari vennero uccisi in un agguato. Così La Stampa. C'è da approfondire naturalmente, ma poi se abbiamo tempo ci torniamo sopra. L'intercettazione è un romanzo breve sul potere dell''ndrangheta nel mondo. Inizia così l'articolo di Giuseppe Legato sulla Euro-'ndrangheta. Parlando di traffico di cocaina, i calabresi sono più famosi di Pablo Escobar e hanno più soldi loro di lui. Così un imprenditore colluso, Pasquale Bevilacqua, rientrato in un paesino della costa ionica Reggina dopo anni trascorsi a Canberra, in Australia, raccontava alle famiglie Nirta e Strangio, enclave di altissimo rango mafioso originarie di San Luca, il suo profilo di emigrante di ritorno. Calabria, hai capito? Non Sicilia, se vuoi fare business. Calabria come ponte verso il mondo, ventre gonfio di soldi sporchi, una mafia geneticamente portata a espandersi in ossequio a una logica darwinistica, cioè di evoluzione continua per conquistare mercati e territori. Il pezzo è molto interessante, pagine 20 e 21, anche la conversazione col procuratore tedesco è interessante, mentre La Verità, a proposito di indagini e inchieste, a pagina 4 ci offre con Fiorina Capozzi il ritratto di un uomo molto vicino a Landini, segretario generale della CGIL. Si tratta di Gianni Prandi. Maurizio Landini ha arruolato Prandi, suo ex compagno di scuola, come spin doctor del sindacato. È un manager titolare anche di una società, True Italian Experience. Che cosa è successo? L'uomo comunicazione della CGIL, grande amico e compagno di scuola di Maurizio Landini, ha fatto affari, denunzia La Verità, con l'Alitalia, che lascia a casa i dipendenti. Prandi, amico di infanzia Gianni Prandi di Landini, ha siglato un contratto da 15 milioni di euro con ITA, l'ex Alitalia, versati 4,2 milioni dalla compagnia aerea prima di recedere dopo un audit interno. C'è un filo rosso, scrive La Verità, che lega l'uscita di scena di 4.000 lavoratori circa dell'ex Alitalia nel silenzio assenso delle principali sigle sindacali, le assunzioni di ITA e un contratto di comunicazione da 15 milioni di euro con True Italian Experience, cioè una società di proprietà di un manager, Gianni Prandi, molto vicino agli ambienti di sinistra, ma soprattutto grande amico d'infanzia di Maurizio Landini, nonché consulente comunicazione del sindacato dopo l'uscita di scena del portavoce CGIL Massimo Gibelli.
Se ci sia un filo che lega l'uscita dei lavoratori all'Italia, 4.000, con l'assenso dei sindacati, le assunzioni di ITA e questo contratto di comunicazione con la società dell'amico di Landini, se lo domanda la CUB, la rappresentanza sindacale di base, all'indomani della notizia dell'esistenza di un accordo fra ITA, l'ex Alitalia, e la società dell'amico di Landini, True Italian Experience, che fa capo a Furia Rinaldi e Gianni Prandi, appunto l'amico del segretario CGIL. A destare i dubbi del sindacato di base CUB il fatto che ITA abbia stretto un accordo con la società dell'amico di Landini, True Italian Experience, per promuovere pacchetti turistici per 15 milioni di euro. Alla fine dei conti, ITA ha incassato solo poco più di 4 milioni, come rivela un'indagine interna a ITA coordinata da Elisa Tarantola, consegnata nelle mani del CDA dell'ex Alitalia lo scorso 21 aprile. Una cifra considerevole alla luce della situazione finanziaria. ITA ha versato i 4,2 milioni di euro alla società di Prandi, mentre perdeva oltre 480 milioni di euro all'anno. Vedremo se c'è sugo, mentre a proposito di vicende giudiziarie, un protagonista di esse è stato l'avvocato Franco Coppi, un mito, 84 anni, ora è in pensione, intervistato da Giusy Fasano, pagina 27 del Corriere della Sera. La gente mi ferma al parco per chiedermi consigli legali. Sabrina Misseri, di cui Coppi è certo essere innocente, mi scriveva una lettera ogni settimana. Il cane che mi regalò Ghedini mi riempie le giornate. Grande humor, tra l'altro, che pervade la conversazione. Mentre andiamo alla politica, c'è il decreto Fuortes, come lo ribattezza Prima Comunicazione, primaonline.it, approvato ieri dal governo, limite di 70 anni come l'età di Fuortes per andare fuori dalle pelotas, dalle scatole, dalla RAI, per incarichi in enti pubblici e fondazioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, eccetera. Le nuove norme mirano al riordino della disciplina degli enti pubblici previdenziali INPS INAIL, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dove trovare posto all'uscente amministratore delegato della RAI guarda caso, straordinaria necessità e urgenza, e delle società quotate. Inoltre si interviene in materia di termini legislativi, settore sanitario, fiscale, eccetera, eccetera. In sostanza, il decreto Fuortes, limite di 70 anni per incarichi in enti pubblici e fondazioni. Intanto i fedelissimi di Giorgia Meloni, scrive Dago Spia, prendendo spunto da un articolo di Repubblica, preparano la scalata alla RAI con Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato al posto del Fuortes di cui sopra, e Giampaolo Rossi, direttore generale. Fra un anno si scambieranno i ruoli. Al TG1 in quota Giorgia Meloni va Chiocci, attuale direttore ADN Cronos, già direttore de Il Tempo di Roma. Al TG2 quota Forza Italia Preziosi. Nicola Rao, che è vicinissimo a Meloni, dal TG2 dovrà trasmigrare al GR Radio o approfondimenti. Il renziano Orfeo resta al TG3. Ellis Line furiosa. Alla Lega l'intrattenimento del prime time, da cui dipende anche Sanremo. Lì è diretto Ciannamea, Carneade, in sostituzione di Coletta. Pino Insegno al posto di Insinna, perché Insegno si è prodigato in laudi alla destra, a Meloni, alla Lega, a tutti quanti già da tempo, quindi va ricompensato. Intanto, a proposito di ricompense e nomine, il generale Andrea De Gennaro, 62 anni, guardia di finanza. È fratello, sì, non avete sbagliato, è fratello del ben più potente ancora di lui, Gianni De Gennaro, già capo della polizia, poi a capo di Finmeccanica. Uno dice, come mai uno da capo della polizia va a dirigere Finmeccanica, principale azienda pubblica italiana nel campo degli armamenti e non solo, azienda di rilevanza strategica sotto il profilo anche geopolitico, Alleanza Atlantica, NATO, Stati Uniti, eccetera. Come mai? Come mai? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Il generale Andrea De Gennaro attualmente è comandante in seconda della Guardia di Finanza. E se poi leggete per caso il libro di Edoardo Montolli, Il caso Genchi, un monumento di libro sulla nostra storia contemporanea, scoprirete tante cose anche su De Gennaro, Gianni De Gennaro. Ve lo raccomando, se non avete niente di meglio da fare, naturalmente questa è una frase stupidissima, compratevelo, se lo trovate ancora, lo trovate in giro, Il caso Genchi di Edoardo Montolli. È un libro che dice tante cose sulla storia italiana, soprattutto dagli anni 90 in avanti, comprese le vicende di Falcone, Borsellino, De Gennaro, insomma
veramente interessante. Ha fatto un lavoro monumentale l'ottimo e certosino Edoardo Montolli. Il caso Genchi, se lo trovate in giro. Il generale Andrea De Gennaro è attualmente il comandante in seconda della Guardia di Finanza. Ha iniziato la sua carriera nell'82 a Genova, dirigendo i servizi antidroga al Ministero dell'Interno. Sponda, scrive il Corriere, tra Crosetto e Giorgetti che fa arrabbiare Giorgia Meloni. Guardia di Finanza, manca ancora l'intesa sul nome di Andrea De Gennaro, fratello di Gianni De Gennaro. E attenzione a pronunziare questo nome. Intanto in Piemonte il caso Laus agita il PD. L'indagine sul deputato ai vertici del PD complica le sfide delle comunali e delle regionali. Il deputato Laus è uno degli esponenti più influenti del Partito Democratico in Piemonte. I PM indagano per capire se Laus abbia utilizzato sovvenzioni pubbliche alla cooperativa REAR che aveva presieduto per finanziare la sua attività politica. Sulla questione anche il Giornale si sofferma oggi a pagina 11 con Nadia Muratore, i soldi e la cooperativa di Torino. Altri due del PD indagati. Sotto inchiesta l'assessore Carretta, la presidente del Consiglio Comunale Grippo. Nel mirino il cerchio magico intorno all'onorevole Laus, uomo forte del PD in Piemonte. Le accuse, truffa e malversazione. Fondi pubblici utilizzati per scopi privati tramite la Coop. Sul Fatto c'è un articolo su questo tema. L'indagato Laus è la volpe del PD che fece arrabbiare perfino il regista britannico Ken Loach, che non partecipò a una roba in Piemonte perché c'era questo Laus che a lui non piaceva, era sporco, profumava non di pulito. Sotto inchiesta la cooperativa di servizi del parlamentare licenziò i due dipendenti e il regista protestò per quel licenziamento. Occhi furbi e un po' maligni, come quelli di una volpe, fisico piccolo, muscolatura nervosa. Partiamo da Lombroso, insomma, nell'articolo del Fatto Quotidiano di Ettore Boffano, quasi un capolavoro postumo di quei nuovi torinesi, cioè meridionali, saltati fuori dal melting pot della grande migrazione dal sud. Tra l'esuberanza meridionale e la riservatezza dell'ipocrisia subalpina, prosegue Cesare Lombroso sul Fatto Quotidiano, nel lento saldarsi tra i vecchi poteri e gli emergenti, grazie alla politica e agli affari pubblici, con un trionfo indiretto che lo attendeva a giorni, vedere la propria creatura, una cooperativa multiservizi, la REAR, prendere in mano la gestione della biglietteria del Colosseo, niente meno, in accordo col Consorzio Nazionale Servizi, che ha vinto la gara Consip per 18 milioni. Un capolavoro, fino a questa primavera 2023, quando la Procura di Torino ha cominciato a interessarsi a lui, iscrivendolo nel registro degli indagati per malversazione, storie di fondi pubblici per destinazioni private, in attesa di decidere se chiedere l'autorizzazione a procedere alla Camera, dove è stato eletto per il PD nel 2022. I suoi nemici in queste ore citano la vecchia battuta di Craxi contro Andreotti: tutte le volpi prima o poi si ritrovano in pelliceria. Lui invece, secondo le consuete geremiadi dei politici, quando incappano nella giustizia, invoca la riforma Cartabia e stigmatizza la fuga di notizie. Da Lavello in Lucania, Mauro Donato Antonio Laus, 57 anni, perito industriale, era salito a Torino a metà anni 80 per studiare. Qualche simpatia per il PSI, un colloquio col luogotenente socialista di Craxi Giusi Laganga, che gli dispensò consigli e contatti, anni carsici quelli successivi, la presenza di Mario Laus è ignota ai più, e poi adesso la storia di successo della sua cooperativa che tante cose fa a Torino, adesso è indagato. Mentre a proposito di indagini, Dagospia riprende le notizie dell'ANSA sulla questione del coinvolgimento di Berlusconi e dell'Utri nelle stragi Graviano, la mafia. È stato il quotidiano Il Fatto ieri a sganciare l'ennesima bomba su Berlusconi. Giuseppe Graviano nel 2016 avrebbe confidato al compagno di cella Umberto Adinolfi un segreto, cioè che la strage dello Stadio Olimpico, tentata e fallita il 23 gennaio del 94, gli sarebbe stata chiesta da chi? Da Silvio Berlusconi. Gli investimenti del nonno del mafioso con alcune imprese riconducibili a Silvio Berlusconi. Il giallo della chiusura di Nonella Arena dell'eroico Giletti. Gli avvocati di Berlusconi replicano: le accuse di mafiosità a Berlusconi si sono sempre rivelate false. Presenteremo denuncia contro l'ignobile e illegale fuga di notizie, che prosegue oggi.
altre 2 pagine sul Fatto Quotidiano, 8 e 9, citando la direzione investigativa antimafia 93 e 94 con presenze di Dell'Utri e di Graviano. L'informativa inedita della direzione investigativa antimafia. Gli investigatori fiorentini hanno ipotizzato tramite celle telefoniche almeno 6 incroci da riscontrare, scrive il Fatto, tra Dell'Utri e i boss, ma gli interessati negano, scrive ancora il Fatto Quotidiano. La direzione investigativa antimafia scrive accertata la compresenza di Graviano, Tranchina e Dell'Utri. Siamo sempre lì, insomma, il Berlusca e Dell'Utri sono messi male. Ma attenzione, c'è un notizione. Orban, dalla conferenza dei conservatori a Budapest, dice grazie a George Soros. Se ne occupa anche Euronews. È iniziata a Budapest la Conservative Political Action Conference Hungary, la mini edizione ungherese del forum annuale organizzato da Siamo tutti sotto attacco in Europa come in America, dice Orban. Devo dirvi che questo attacco non è di natura economica, dice il premier ungherese. La minaccia è un'arma biologica sviluppata nei laboratori dei liberali progressisti. Naturalmente era un grazie ironico, se non avesse attaccato l'Ungheria non saremmo mai finiti sulle prime pagine della stampa mondiale, ha detto Orban, non è che appoggia Soros, lo attacca. Comunque, a proposito di complotti, complottismi e cose affini, avanti.it con Giorgia Audiello in apertura si occupa del piano nazionale vaccinale 2023. È la realizzazione in Italia dell'Agenda 2030 dell'ONU. Lo scorso marzo è stato approvato il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-25, con l'obiettivo di raggiungere la massima copertura vaccinale della popolazione italiana, mettendo a punto varie strategie, tra cui il calendario, l'anagrafe nazionale vaccinale, il rafforzamento della comunicazione, la promozione della cultura della vaccinazione e percorsi formativi in vaccinologia. In questo contesto non è ammessa la discussione scientifica sull'efficacia o la sicurezza delle vaccinazioni. Sullo stesso argomento e con lo stesso taglio anche la nuova bussola quotidiana, l'articolo di Paolo Bellavite verso l'affermazione di un'ideologia vaccinista. A Milano un convegno analizza il nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale, sicurezza, rischi, benefici, efficacia, tutto è estremamente generico e dettato dal motto più si vaccina meglio è, anche se mancano analisi e dati. La farmacovigilanza è carente, le richieste della Commissione medico-scientifica indipendente per un confronto e un dibattito aperto. Poi vedremo sicuramente sulla verità lo sviluppo di queste vicende. A proposito di complottismi vari, torniamo su avanti.it, dove c'è un interessante articolo di Francesco Santoianni sui crisis actors, chi sono e a cosa servono. Ad Alex Jones, conduttore di InfoWars, additato come decano dei complottisti, è costato caro aver tirato in ballo i crisis actors. Aveva dichiarato che la strage di Sandy Hook, morirono 26 persone, tra cui 20 bambini, era una sceneggiata e che i corpi fotografati, riversi per terra, erano quelli appunto di comparse, crisis actors. Trascinato in tribunale dai familiari delle vittime, è stato condannato a pagare $1,5 miliardi. Ma esistono davvero i crisis actors, cioè comparse destinate a interpretare fraudolentemente il ruolo di vittime? Certamente. Per il futuro non c'è neanche più bisogno di persone umane, basta l'intelligenza artificiale e siamo a posto. La loro origine risale al 1898, quando fu proiettato a Londra il primo filmato fake, una specie di documentario falso girato alla periferia di Londra,
che mostrava una tenda della Croce Rossa presa d'assalto dai Boeri, coloni sudafricani di origine olandese in guerra con gli inglesi, mentre medici e infermieri cercavano di soccorrere un ferito. Più recentemente sono saliti alla ribalta crisis actors, attori della crisi, finti insomma, attori scelti apposta tra persone con arti amputati per rendere realistiche esercitazioni militari o di protezione civile. Così su avanti.it. Di nuovo sulla bussola quotidiana invece vi segnalo l'articolo, questo non è complottismo ma è un fatto accaduto, ovvero la morte di Jeffrey Epstein, uno scandalo tutto liberal, cioè relativo alla sinistra americana, e strane coincidenze. Grazie all'inchiesta giornalistica del Wall Street Journal, scrive Luca Volontè, già esponente dell'UDC a suo tempo, sappiamo quanti contatti altolocati avesse Jeffrey Epstein, arrestato per tratta di minorenni e abusi, poi morto in carcere in circostanze misteriose. I contatti di Epstein sono casualmente tutti nel mondo democratico progressista, sospetti sulla Casa Bianca. Mentre a proposito di sospetti e censure, TikTok, ci racconta Leone Grotti su tempi.it, censura il film su Jimmy Lai. Siamo in Cina, il regime ha paura. Il social media TikTok sospende l'account del Acton Institute dopo la pubblicazione di un film sul magnate cinese Jimmy Lai perseguitato da Pechino a Hong Kong. Un'intervista al presidente del think tank di Acton Institute, Robert Sirico, la verità seppellirà la censura. Su tempi.it. Su Start Magazine invece, startmag.it, l'analisi di Giuseppe Liturri. Perché l'Europa preme sull'Italia per ratificare la riforma del MES? Sta per saltare qualche grande banca nell'Eurozona, perché il MES servirebbe a quello, cioè un debito per prestare aiuto alle banche in crisi. Oppure ci sono altri motivi alla base delle pressioni dell'Unione Europea sull'Italia perché proceda alla ratifica della riforma del MES, Meccanismo Europeo di Stabilità o Fondo Salva Stati. Fatti ipotesi e analisi nell'approfondimento di Giuseppe Liturri. Torniamo su tempi.it con Simone Cantarini che si occupa, a proposito di Europa, del Green Deal, l'affare verde europeo. Avrà un conto salatissimo. Il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione Europea rischia di mettere in ginocchio il sistema industriale. L'allarme di Assofermet, Acciai a tempi, così si mina l'export della produzione europea. Intanto a Genova, racconta Wired.it, è partito uno dei cantieri più grossi del PNRR. Riguarda la diga foranea del porto di Genova che dovrà essere completata entro il 2026. Costa 1.300 milioni, consentirà l'ingresso di navi più grandi per migliorare il traffico di merci e container. Nel frattempo su Italia Oggi Massimo Solari osserva: Giorgia Meloni ha compiuto un reato, è rea di saper comunicare, è accusata di parlare direttamente alla gente come nel famoso video dove ci porta dentro il Consiglio dei Ministri senza passare per la mediazione dei media, tra gli accusatori quel Giuseppe Conte che aveva monopolizzato la TV. Secondo noi quello di Meloni è un video carino, simpatico, nel quale si vede forse per la prima volta l'interno del più esclusivo palazzo del potere, inondato dalla luce del sole, nel quale la Premier si aggira con naturalezza. Si è detto che così facendo Meloni ha inferto un colpo mortale alla funzione salvifica indispensabile della stampa, scrive Massimo Solari su Italia Oggi. Sappiamo che Meloni voleva questo decreto fortissimamente, decreto lavoro, che fosse approvato proprio il 1° maggio, festa dei lavoratori, tanto che sembra che quando da Londra aveva appreso dello scivolone della maggioranza a Montecitorio fosse andata su tutte le furie. A proposito di donne e di media, la moglie di Barack Hussein Obama, Michelle, sta alla frutta, come scrive alla romanesca Dago Spia, riprendendo l'agenzia ANSA. Cos'è successo? Che dopo la politica, dopo la scrittura, dopo i documentari, l'ex First Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama, si lancia sull'health food, il cibo salutare. Ha fondato Plezzi Nutrition, azienda specializzata in succhi di frutta e altri cibi sani. La signora Obama, per mancanza di altri stimoli, si batte da tempo per mettere fine all'obesità infantile. Di questo passo ci manca solo che si metta a fare la personal trainer, ironizza Dago Spia. A proposito di donne interessanti, c'è questa ragazza Ilaria Lamera che protesta contro il caro affitti mettendo il tendino davanti al Politecnico. Naturalmente credo che qualcuno le faccia la guardia di notte perché non si sa mai
In ogni caso adesso va a dormire a casa, questa notte si è stancata, va a dormire a casa. La giovane, anzi ieri sera, è rientrata a casa per una giornata di riposo, che poi non è che ci metti tanto da Bergamo a Milano, 40 minuti di treno, come ricorda Mattia Feltri, lo leggiamo tra poco. Comunque, la rettrice del Politecnico si schiera con Ilaria Lamera, che è in tenda contro il caro affitti davanti alla piazza del in piazza davanti al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci. Con lei c'è la rettrice del Politecnico, il sindaco di Milano, la segretaria del PD. Basta? Direi che avanza anche. Il sindaco Sala ha telefonato alla studentessa, confermata la volontà di trasformare il villaggio olimpico di Porta Romana in studentato. La professoressa Asciuto ha detto: è una situazione che anche noi denunciamo da tempo, siamo con lei in questa battaglia. Allora, rettrice del Politecnico, perché non va in tenda anche lei, lì davanti? Perché non si fa un po' di settimane in tenda fino a che non sarà risolto il problema per tutti gli studenti del Politecnico e per tutti gli studenti di tutte le università milanesi? Noi vogliamo la rettrice del Politecnico che dorme in tenda tutte le notti fino a che non si risolve il problema di tutti gli studenti di Milano, giusto? Troppo giusto, direi, o sbaglio? Tranquilli, tranquilli, so sempre io, Gran Gallo, l'unico paninaro professionista troppo giusto. Troppo giusto, la professoressa Asciuto, rettrice del Politecnico, in tenda con Ilaria fino a che il problema di tutti gli studenti di Milano non sarà risolto. La vita agra è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri su questo tema. Sì, a Milano, scrive il figliuolo di Vittorio, le case sono care. Il grande scrittore Luciano Bianciardi, costretto a tradurre per Feltrinelli da mane a sera, dal lunedì alla domenica per guadagnare di che mangiare e pagare l'affitto, denunciava che a Milano le case sono care 61 anni fa, nel suo libro La vita agra. Non lo ricordo per svalutare la coraggiosa battaglia di Ilaria Lamera, studentessa bergamasca di ingegneria ambientale al Politecnico, che ha tirato su una tenda davanti all'università per protestare contro le richieste esose per il monolocale o per la stanzetta. Oltretutto sono ammirato dai lusinghieri risultati raggiunti da Ilaria, che in un paio di giorni ha incassato la solidarietà della rettrice del Politecnico, una visita di Pier Francesco Maiorino, candidato sconfitto del PD alla Regione Lombardia, una telefonata di Elly Schlein e va aggiunto anche l'appoggio della rettrice del Politecnico. Quindi Maiorino, la Schlein e la rettrice del Politecnico, oltre al sindaco di Milano Sala, tutti in tenda fino a che non saranno risolti i problemi di tutti gli studenti di Milano. Ci batteremo come leoni per i tuoi diritti, le hanno detto costoro, i politicanti, e sono davvero curioso di vedere come andrà a finire. Anzi, scrive Mattia Feltri, vorrei qui aggiungermi alla schiera dei sostenitori di Ilaria, di cui mi sento un avo. Anche io bergamasco, anche io studente universitario a Milano. Adesso arriva il bello. Sentite un po' cosa scrive Mattia Feltri. Ogni mattina mi alzavo, prendevo l'autobus, il treno, la metropolitana, raggiungevo la Cattolica e a fine lezioni, metropolitana, treno, ancora autobus. Fra Bergamo e Milano di treni ce n'è più d'uno ogni ora e noi altri leggevamo giornali o romanzi, giocavamo, ridevamo, ascoltavamo musica, studiavamo, ci fidanzavamo, eravamo ragazzi. Non era il Settecento, era 34 anni fa. E il treno non andava a vapore, durata del tragitto 50 minuti. Allora pareva un ottimo rimedio al caro affitti, cioè Ilaria, il treno a Bergamo, da Bergamo a Milano e da Milano a Bergamo c'è più di uno ogni ora. Il caro affitti. Cose dei turchi, mentre nella rubrica nordisti Gianni Barbacetto sul Fatto sposa naturalmente, ma in chiave anti-Beppe Sala, la questione sottolineata dalla intrepida bergamasca. Signor sindaco, lasci stare la russa e le cazzate sul fascismo e vada da Ilaria. La protesta gentile di Ilaria prosegue davanti al Politecnico, dorme in tenda per richiamare l'attenzione sul caro affitti. Il sindaco Sala, ripetiamo, Gianni Barbacetto, il sindaco Sala, la rettrice del Politecnico, Pier Francesco Maiorino e Elly Schlein, tutti in tenda in piazza Leonardo da Vinci finché non è risolto il problema. Intanto a Milano ci sono altri problemi, SOS minori ovviamente di questo, SOS minorenni stranieri radunati in baby gang rapinano i coetanei, pagina 4, dorso milanese de Il Giornale.
Dopo l'allarme di Beppe Sala, il quale razzisticamente ha detto sono troppi, presa in metro una banda di giovanissimi egiziani. Sono in continua fuga da comunità protette e si ritrovano nei parchi. Bella Milano. C'è invece, a proposito del dorso milanese del giornale, un bellissimo pezzo di Luca Fazzo che ricorda una figura semidimenticata, quella dell'ingegner Ugo Gobbato. Aveva lavorato per anni alla Fiat, alla fabbrica italiana automobili Torino, la Fiat, e per Agnelli aveva realizzato lo stabilimento del Lingotto. Nel 1933 approda all'Alfa Romeo a Milano. Viene ucciso dai partigiani comunisti a guerra finita. Milano ricorda l'ingegnere trucidato dai partigiani. Nuovi documenti testimoniano che Gobbato difese gli operai dai nazisti. Se insiste, preleviamo anche lui. Fiat e poi Alfa Romeo, oggi una targa verrà messa al portello per ricordare quest'uomo. Delle tante brutalità che tra aprile e maggio del 45 segnarono la fine della guerra a Milano, l'uccisione dell'ingegner Ugo Gobbato fu uno degli esempi più eclatanti. Se non altro perché, come altri dirigenti d'azienda, Gobbato nei giorni della liberazione era stato sottoposto a un processo sommario davanti al Tribunale del Popolo. A differenza di altri sbrigativamente condannati a morte e poi giustiziati, era stato assolto grazie alla testimonianza di operai e sindacalisti dell'Alfa Romeo, che avevano descritto una figura ben lontana dal collaborazionismo coi nazisti. Ma ai duri del comitato di fabbrica la sentenza non era andata giù, lo volevano colpevole, lo volevano morto. 3 giorni dopo, mentre usciva di casa per andare al lavoro nella fabbrica dell'Alfa Romeo del Portello di Milano, Gobbato fu ammazzato a sangue freddo. Come centinaia di altri delitti simili, la sua uccisione fu coperta dall'amnistia varata un anno dopo. Ma se domani al Portello, dove sorgeva lo stabilimento dell'Alfa, verrà inaugurata in via Aldo Rossi una targa in ricordo di Gobbato, non sarà solo per ricordare la vittima innocente della violenza dei gruppi di azione partigiana, i gappisti. Gobbato era stato ben altro, un illuminato e quasi geniale uomo d'azienda. Mentre a proposito di milanesi, torniamo all'oggi. Giovanni, il comico, quello del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, da comico a influencer, bisogna salvare il Glicine e il Verde e stoppa la demolizione di San Siro. Il Museo Nazionale della Resistenza si può realizzare altrove. La città di Milano è in mano alla speculazione edilizia, denuncia Giovanni. Milano sta prendendo una brutta piega, era meglio negli anni 70, il comico Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Mentre incredibile, scrive Gospia, lo ha raccontato ieri il quotidiano Libero, dopo la sputtanation per le irregolarità nelle cooperative di moglie e suocera, il deputato con gli stivali, Sumaoro, parla ancora. Il deputato con gli stivali, invece di tacere e meditare, è volato a Ginevra alla riunione dell'ONU dei parlamentari afrodiscendenti d'Europa. Che vuol dire? Vuol dire di origine africana. Non solo, si è lanciato in un pippotto contro il governo Meloni. Con le sue politiche razziste, ha detto il Sumaoro, legittima fenomeni orrendi. Il tutto mentre la Procura di Foggia ha aperto un'indagine sulle raccolte fondi lanciate da Sumaoro medesimo stavolta, non dalle donne di famiglia. Intanto la vita dei pusher marocchini, raccontata dal Corriere.it, Andrea Galli. Viviamo un mese nella tenda, siamo in quel del Varesotto, viviamo un mese nella tenda, ma non è la tenda della ragazzotta davanti al Politecnico, sono nei boschi del Varesotto, ma il primo giorno del mese abbiamo diritto a una giornata in hotel. È la vita degli spacciatori marocchini che spacciano appunto nei boschi della provincia di Varese. Sarebbero almeno 200 i legionari della droga attivi nel territorio. Molti provengono dalla stessa zona del Marocco e si sono imposti nell'area con torture, pestaggi, omicidi. Gli spacciatori non accettano solamente pagamenti in contanti, ma anche quelli in natura da parte di tossicodipendenti disperate, scrive il Corriere della Sera con Andrea Galli e riprende da Gospia, che si occupa anche di una trentenne di Cerveteri che ha pubblicato sui social un'offerta di lavoro rifiutata per un impiego in un bar. Lavoro 6 giorni su 7, festivi e domeniche incluse, 7 ore e mezza al giorno, per uno stipendio di 1.000 euro, totale di 200 ore al mese, straordinari, ovviamente non pagati. Quasi 5 euro all'ora. Non è lavoro, è sfruttamento, scrive
la trentenne di Cerveteri che riceve insulti e minacce sui social. Ma vogliamo continuare a dire che il problema sono i giovani? Pagate i dipendenti come si deve, scrive Dagospia, che poi si occupa di Maria De Filippi, vedova del compianto Maurizio Costanzo. È una regina di denari. La Fascino, casa di produzione controllata al 50% da Maria De Filippi, al 50% da Mediaset, chiude il 2022 col botto: 75 milioni e 300 mila euro di ricavi, 11 milioni e 800 mila euro di utili, patrimonio netto 40 milioni di euro. Se l'assemblea dei soci decidesse, come ha fatto negli anni scorsi, di distribuire i dividendi, la vedova di Costanzo si metterebbe in tasca 11 milioni 600 mila euro in 3 anni, scrive Dagospia. Su asianews.it invece c'è un bel pezzo sulla disoccupazione in Cina. I giovani cinesi si affidano alle preghiere, ma Pechino li rivuole nei campi, a sgobbare, a tirare di vanga. Visitare i templi per chiedere di riuscire a ottenere un lavoro sta diventando un'abitudine popolare tra i giovani cinesi. Nonostante l'economia si stia riprendendo dopo la Covid, 1 ogni 5 oggi è senza lavoro. Le autorità cinesi incoraggiano i laureati anche ad andare a lavorare nei campi, accettare i lavori manuali. Mi viene in mente, chissà perché, la studentotta lì davanti al Politecnico. Va a lavorare, come si diceva una volta. Lo dicevano anche i nostri avi in Brianza, non solo i cinesi. Ad ogni modo, per quanto concerne invece le attuali notizie, odierne anzi, sul meraviglioso fronte dell'intelligenza artificiale, il chatbot, cioè il software umanoide Bing GPT-4 con foto e video, ora è aperto a tutti. Se avete Skype vi viene fuori sta roba qua. Microsoft amplia la platea a livello globale per utilizzare i tool, gli strumenti basati su intelligenza artificiale. Presto arriveranno i plugin. Grosse novità in casa Bing, il motore di ricerca marchiato Microsoft, che sta vivendo il suo periodo migliore di sempre grazie all'integrazione con le soluzioni basate su intelligenza artificiale di OpenAI. Il chatbot Bing GPT-4 diventa da oggi disponibile per tutti, senza passare da una lista d'attesa. Lo racconta Wired.it, sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, da scenarieconomici.it. L'intelligenza artificiale di ChatGPT cancellerà i lavori meglio pagati, scrive Scenari economici. Di nuovo su Wired, il primo corso universitario in cui il docente è l'intelligenza artificiale. Il professor Paolo Granata a Toronto, Canada, ha creato un modo per riflettere in maniera sensata sulle implicazioni etiche e pedagogiche di ChatGPT. Per chiudere invece la rassegna stampa vi cito da Italia Oggi l'articolo da Berlino di Roberto Giardina sull'ex cancelliere socialdemocratico Willy Brandt e la sua Ostpolitik, la politica di riconciliazione con i vicini dell'Est, vittime del nazismo. Willy Brandt nel 69 fece il primo passo che avrebbe portato, 20 anni dopo, alla caduta del muro di Berlino. Fu il primo amico dei russi, prima di Gerhard Schröder e di Angela Merkel. Anche lui era connivente col nemico, allora? Una biografia spiega invece che fu un fautore della pace. E niente male questo pezzo di Roberto Giardina, mentre sempre su Italia Oggi Cesare Maffi recensisce un libro di Giordano Bruno Guerri su D'Annunzio, La vita come opera d'arte, il vero D'Annunzio di Giordano Bruno Guerri. L'efficacissimo responsabile del Vittoriale analizza la vita artistica e politica del Vate. D'Annunzio, un grande comunicatore che non fu mai fascista. Gabriele D'Annunzio fu un anticipatore, un comunicatore come nessun altro. Basterebbe pensare ai riti da lui imposti nel periodo di Fiume, partendo dai discorsi pronunciati al balcone, che il fascismo fu accorto nel recepire e rilanciare. Giordano Bruno Guerri, in questo libro, intitolato semplicemente D'Annunzio, edito da Rizzoli, si sofferma sull'intera vita dello scrittore, eroe, principe rinascimentale, che interpretò se stesso nel Novecento. Il suo scopo era fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. Intanto, a proposito di libri, Il Diario, recensito invece su Il Giornale da Stenio Solinas, il diario I miei giorni a Berlino di Marie Vassilchikov.
La Germania è in fiamme vista con gli occhi liberi e spregiudicati di una donna russa bianca. Dal 40 al 45 questa esule aristocratica russa, Marie Vissilchikov, racconta la vita nella capitale della Germania. Dal cinismo degli alleati al fallito attentato a Hitler, una voce senza ipocrisie di una testimone oculare. Sono i diari, I miei giorni a Berlino, si intitola appunto il libro, edito da Rizzoli anch'esso, I miei giorni a Berlino, diario che appunto Marie Missy Vassilchikov tenne pressoché ininterrottamente dal 40 al 45, testimone di prima mano. Con questo ci salutiamo per quanto concerne la rassegna stampa, ma ci risentiamo alle ore 9 per un piccolo focus su alcune notizie. Intanto vi lascio naturalmente con la sigla conclusiva, perché l'Italia è questa qui, come cantava il sommo poeta, che non è quello là che nacque in quella della Toscana tanti anni fa, ma uno molto più recente. L'Italia è questa qui. Intanto però dicevo, tra poco la conversazione con Marco Ugo Barsotti, firma di Atlantico Quotidiano e newsline.com, sulla questione del Digital Services Act, le nuove regole europee in materia di piattaforme digitali e di informazione. Wow, uy, uy, hey, perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. Giusto? Troppo giusto! Esatto.